Incognito sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me. E le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Tanto sai che quassù male che ti vada avrai Tutta te e sarà per una notte. Ti anticipo, e bisogna che metto anche i link dopo sulle descrizioni quando arriveranno. Sì, perché c'è un tu molto gentile che mi aveva detto una volta: quando hai bisogno di ristampe 3D non sto a preoccuparti, ciama. E dopo 2 anni gli ho detto, senza considerare, cos'è che gli ho detto? Vale, col massimo della sfrontatezza, eccomi qua. No, vabbè, gli ho detto, ti pago quel che c'è da pagare. Dopo lui, vabbè, ha insistito a regalarmi. Allora, mi sembra giusto. Dopo vedremo il lavoro, come verrà fuori, mostrartelo anche a te e darti il contatto nel caso in cui hai bisogno di pezzettini del camper, minuterie. Nel mio caso, vedi, c'erano questi che da anni che lo dico, non è tanto una questione di verniciarli, è brutto perché si sono spezzati, hai capito? Anche se gli metti dell'attack eccetera, vedi la riga, è un disastro. Quindi me li rifarà lui di un marrone, ha detto eventualmente poi gli dai una grattatina, dai del trasparente e gli dai il marrone che vuoi. Ovviamente se dentro la doccia del Singano, come ho detto anche a lui, nulla è sporco, è tutto pulito, è solo la doccia che purtroppo era un po' da riverniciare, perché vedi, ho fatto anche il fondo, ma guarda che schifo, vedi che è venuto via sul colore, sotto vedi il bianco, quello un po' più beige, sopra il bianco più nuovo, ma sì che non ho sparagnato, ho tanga corda Sky, mi hanno detto no, quello non serve, il bicomponente qua e là, compra qua, compra là, e a fine avete i risultati. Va bene, dai, pazienza. Guarda qua, cioè, a vedere ste robe a me piange il cuore, porca miseria. Adesso qua va ben mona io, perché si sa che Singano quando fa il bricolage fa solo disastri, perché qua puoi recuperare, ma qua le sbavature, proverò con un filo di trielina o qualcosa. Mamma mia ragazzo, quanti sponsor che mi contatta in questo periodo. Io mando sempre a quel paese tutti quanti, tranne quelli che per convenienza possono interessarmi o incuriosirmi anche. Io adesso ho detto di sì a Temu, che sono curioso, nonostante abbiano questo modo di fare molto asiatico, ossia stressante, ok? Pressante, molto pressante, mi ha fatto molto innervosire. Quindi loro mi hanno detto, ma ti diamo le 200 euro se fai un video che ci piace come diciamo noi, più 150 euro di cinesate del cazzo che recensirai. Io figurati, i 200 euro non li voglio, mi ci pulisco il culo con le 200 euro, quindi farò il video come dico io, ok? Non sono schiavo di nessuno, io sempre farò e continuerò a fare le cose come dico io. Pertanto mostrerò queste cinesate che mi arriveranno da quest'app, questa piattaforma che alla fine è un po' come Alibaba, là, che cazzo è AliExpress, quelle cose là, cioè sono cinesate, non hanno nessun valore, ok? È solo il materiale, è solo l'idea dello stampo, hai capito? Quindi è ovvio, dicono come fanno ad avere quei prezzi? Do puttanaia di plastica, Dio caro, come fanno ad avere quei prezzi? Cioè, magari anche quella. E poi questa forse non è una cinesata, c'è un'azienda che fa display Android che si collegano anche con Siri eccetera per la macchina o il camper, con le retrocamere, la dashcam e tutto quanto, il navigatore eccetera. Io gli ho detto sì molto volentieri, forse è un'azienda americana ma dopo vedremo. E perché c'è tante robe, puoi starti tutte le app, collegarti l'autoradio, quindi avere tutta la tua playlist col touch eccetera, una specie di grande smartphone praticamente.
e avendo il router qui in camper mi sarebbe molto, molto comodo, molto utile come navigatore, così potrei utilizzare il telefono per fare qualche ripresa ogni tanto, anche se sì, non si dovrebbe quando si guida, seppur io lo faccia sempre con la massima sicurezza, ossia quando si può, oppure al massimo riprendo a casaccio e dopo se si è ripreso bene, altrimenti pazienza, insomma, ecco. E ragazzo, quando provi la libertà non torni più indietro, e io torno sotto Paron col cazzo. E lo youtuber è più sotto Paron di un dipendente da una fabbrica, perché lo youtuber è schiavo due volte: è schiavo nella censura, ossia nelle cose che non può fare, non può dire il dio cane che dico io, il dio porco, tutte quelle cose lì, altrimenti viene demonetizzato, eccetera eccetera. Non può parlare di argomenti scottanti, religione, politica, covid e cazzate varie. E schiavo una seconda volta in quanto è obbligato, per fare e mantenere le views, a crearsi, inventarsi e indossare sempre delle maschere che si adattino al compiacimento collettivo del momento, un po' come ha fatto la Chiesa nella storia dell'essere umano. Però vabbè, questi insomma altri tipi di dettaglio che ti invito pure a studiarti da Kant, Schopenhauer, Freud, Pasolini. Pertanto prova a immaginare perché ogni tanto Singano si acciappa con te da degli youtuber. Poi per carità capisco il termine, per dire uno che fa i video su YouTube, anche ogni tanto mi chiamo youtuber perché mi scappa, però concettualmente essere uno youtuber è una delle più grandi forme di schiavitù, e per capire questa grande forma di schiavitù ti invito a leggere il fascismo degli antifascisti di Pierpaolo Pasolini, il quale poi viene ricontinuato e approfondito sul testo Scritti Corsari. Si parla proprio di questa schiavitù, questa nuova schiavitù del consumismo e conformismo predetta da Pierpaolo Pasolini negli anni 70, la quale questa predizione quasi stregonicamente si è riproposta in questa nostra realtà, è diventata realtà, si è concretizzata, ed è da questa forma di schiavitù che io voglio stare tanto distante, che scampo me difendo que onge Dio caro che morse col caice. Quindi tenti coghe degli youtuber al Singano. Urco Can, dicembre 2023, desche a Ferragni si sputana col discorso dei panettoni, ma tocca diventare influencer? Ciao guys! In del tutorial del cuove faccio vedere come rabaltare i colori, praticamente scuro sopra e bianco sotto. Wow! È il biscotto che mi ha fatto Giacomo, che mi rappresenta con gli occhiali rossi, il gilet, perché adesso col gilet, adesso che Chiara Ferragni è stata smascherata, che come andare avanti nel mondo del fashion e degli influencer. Ha pure gli addominali e le Nike. Che l'addominali, ti ho spiegato che sono tanti addominali. E le Nike, esatto, vedi tu? Un autoregalo di Natale, la mini console da aggiungere all'Xbox One. In sostanza è un emulatore, non costa neanche tanto, viene sulle 50 euro, ma tipo 60.000 giochi di tutte le console, persino la PlayStation, tutti i giochi da bar per capirci. E 2 gamepad wireless. Ieri io e l'Ale abbiamo giocato fino alle 2 con Tetris. Stuccato. Ah, ok. Ma è possibile che ogni volta che fa cazzo e pepe là a guardare il tutorial su YouTube La ditta, se saprai mette il caffè. L'angolo dei consigli delle puntine del mondo. Ah no, questo è Tetris. No, parti scherzi ragazzo mio, una cosa che io reputo tra le tante cose importantissime per chi vuole andare a farsi un bel giro in camper o anche una vacanza eccetera, è l'evitare le rotture di coglioni. Alcuni di voi sanno che la mia massima aspirazione non è girare il mondo, non è avere la Ferrari, non è avere la villa eccetera, è il non avere rotture di coglioni. Credo di essere l'unico ad avere questa aspirazione. Per mantenere fede a questa
ambiziosissima meta, una delle cose che ti può salvare la vacanza, il giro in camper eccetera, è l'avere una stufetta elettrica. Tu mi dirai ma io non ho l'impianto adatto. No, non c'entra niente. Quando tu vai trovi anche delle aree camper gratuite che hanno la corrente, piuttosto che aree camper a pagamento, piuttosto che campeggi, stiamo parlando comunque di emergenze, ok? Vai lì, ti attacchi la corrente, automaticamente il camper utilizza le prese a 220 che ci sono con la corrente della colonnina. Quindi mi raccomando, anche lì, siccome ci sono delle colonnine molto diverse da posto a posto, c'è quella con più kilowatt, con meno kilowatt, quindi prenditi una stufetta di quelle, a parte economiche nel senso del corrente che ciuccia poco, ma con le varie potenze. Mi raccomando, ricordate sta roba, la stufetta con le varie potenze costano anche poco, ma te salva il culo se usi spesso il camper, perché se un attimo finire la bombola o finire il gas nel bombolone o il webasto che non funziona, qualsiasi roba, non si sa mai. La roba più importante del camper d'inverno, cosa c'è? Il riscaldamento. Aspetta, sono pronto il caffè di One Life, ho detto il caffè di One Life. E tu mi dirai, Singano, quali ci consigli? Non è che una vale l'altra, per carità, però non ne ho da consigliarti. Quello, ripeto, è uno dei miei difetti, è quello di ripetermi, perché sembra quasi una mancanza di fiducia nei confronti di chi mi ascolta. Comunque mi ripeto, è importante avere una stufetta elettrica con varie potenze, anche a 4 o 5, che te parti come iPhone, te parti dal minimo fino ad arrivare a quella alta, così vedi insomma la colonnina se ti tiene o no. Prima di fare esperimenti di colonnine, sta attento che abbiano il pulsante per, sai quando scatta il contatore che tiri sul pulsante alle vetta, che ce l'abbiano, perché certi lo hanno nascosto, quindi se te salta a corrente ti si ciava. La Francesco Pelus Entertainment presenta la sua Cacio e Pepe rivista. No, sì, perché no, si aveva rivista, perché si aveva vista che altra volta. Dai, via, vai. Se facciamo tipo quello di Borghese là, cioè, è un nostro amico, quindi sarebbe una roba falsa. Come si fa questa? Non ti dico dov'è l'altra parte del manico, chiedilo a Yui. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's rip-back sky. And everything looks good